Non ce l'ha fatta Giuseppina Marchesan, la sessantenne di Caorle, investita da un'auto che le ha tagliato la strada mentre era in sella alla sua bici sabato 23 ottobre all'ora di pranzo, verso le 13:30. È morta questa notte, dopo più di un mese di agonia, all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente già in gravi condizioni. Ora, alla luce dei fatti, risulta indagato per omicidio colposo l'automobilista 84enne che l'ha travolta, anch'egli Caorlotto. Giuseppina Marchesan, sebbene in pensione, lavorava ancora come stagionale, come addetta alle pulizie. Non era sposato e non aveva figli, ma lascia 3 sorelle e un fratello. In seguito al tremendo impatto era caduta a terra battendo violentemente la testa e riportando un pesante trauma cranico più svariate fratture. Subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa, era stata quindi ricoverata nel reparto di rianimazione in stato di coma in prognosi riservata. Nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarla, nella notte appena trascorsa il suo cuore ha cessato inesorabilmente di battere.